dà la possibilità anche a chi non può intervenire stasera volendo qui sul posto, per esempio la nostra elettrice di Torino, di connettersi lo stesso in remoto e di vederci. E quindi è un uso a ritroso al contrario della tecnologia, cioè il dialetto che si serve della tecnologia per diventare internazionale. Cliccate, registrate. Ma ci sono altri progetti. Non finisce qui. Per quest'anno, per quanto ci riguarda, il progetto numero 1 sarà questo qui, cioè portare un evento dantesco dialettale alla Badia di Bellinzalo. La locandina è quasi pronta, è ancora un po' provvisoria, ma le star della serata sono queste. Cioè sono riuscito a ingaggiare la Lucilla Giagnoni per la parte del dialetto in lingua originale fiorentina, ma ci interverrà la Donata Vescovi, che è una un'attrice dialettale milanese, relativamente conosciuta per quel pubblico, a leggere il Dante in milanese. Il Giacomo Musetta, l'abbiamo visto prima, interverrà insieme a me, probabilmente con qualcun altro, a leggere la parte in Branzagotta, e Anna Lucia Rizzo, che abbiamo sentito prima in video, spero che intervenga sul posto stavolta a leggere in piemontese, per cui è stata pubblicata di recente una serie di tre canti, i primi tre canti dell'inferno. Abbiamo trovato il primo, stiamo cercando un po' di altri due, però confidiamo entro settembre di vedere tutto, e quindi sarà un evento dialettale dantesco nella cornice della Badia. Non si sa ancora la questione Covid e non Covid, penso che dovremo raccogliere le registrazioni anche per motivi di spazio. Ci sarà la diretta live YouTube, siete tutti invitati e se volete invitare altri, invitate. Di seguito l'anno prossimo, sicuramente direi, se tutto va bene, ci sarà il secondo volume di questa serie, cioè la traduzione della Esapla a Luca in dialetto piemontese, Vangelo di Luca. Sono circa metà della traduzione. Lanciamo qui in questa sede, vuoi lanciare tu? Lancio io? Sempre in connessione e in collegamento, ma anche in collaborazione con la Biblioteca di Bellinzalo, che ancora non lo sa, però lo diciamo stasera. Il concorso Dante Dialetto Badia, cioè chiunque artista da 1 a 100 anni voglia partecipare, ci mandi con questo titolo un foglio, una qualunque opera che sia una poesia, un racconto, una prosa, un disegno, uno schizzo, una foto. Se teniamo il bianco e nero è meglio, altrimenti a colori, ma direi bianco e nero è meglio. Su formato A4, un banalissimo foglio A4. Esporremo tutto in quell'occasione e, come va di moda con i click e i like, metteremo i voti tra tutte le persone che interverranno lì fisicamente. E i primi 3 classificati prenderanno un premio, che siamo ancora lì a pensare cosa sarà, ma qualche premio ci sarà, per cui sul retro chiunque voglia partecipare scriva o il numero di telefono o l'email o un contatto, perché dobbiamo contattarlo in caso di vittoria. Così semplice la storia. Un foglio A4, davanti l'opera d'arte, dietro l'indirizzo. Siete anche qui tutti invitati a partecipare, o a dirlo se non pensate di essere abbastanza artisti, a altri artisti che vogliono partecipare. Sull'argomento Dante Dialetto Badia, a interpretazione assolutamente libera. Premio ai primi 3 classificati in base ai like che darà la gente sul posto, cioè non in base al nostro gusto. Perfetto. Possiamo farli mandare alla biblioteca anche, oltre che alla mia, quindi se volete mandare, invocare, spedire, consegnare a mano alla biblioteca o alla biblioteca di Bellinzalo oppure a casa mia al nome di Anna Frattini, perché il mio non c'è sulla cassetta della posta, oppure dobbiamo metterlo all'indirizzo di Libertà 70, Bellinzalo Novareggio. Aperto a tutti, soprattutto l'idea di diciamo, dare un qualche stimolo ai più giovani, però non deve essere per forza un giovane. Abbiamo qui i ringraziamenti, allora ringraziamo la città di Oleggio, ringraziamo anche i pompieri volontari di Oleggio, se c'è più un pompiere volontario presidente qui dietro, prego, facciamo la consegna.
abbiamo il piacere di fare un po' di prevenzioni, quindi nel momento che avete potuto apprezzare l'incredibile qualità del suono di questo pianoforte che abbiamo procacciato nella città di Torino, o meglio poco fuori a Rosta, ringraziamo chi ce l'ha dato a un prezzo accettabile, visto che non lo sono più di 25 anni. L'associazione Onlus, leggi tu il nome? Perché non sbaglio sempre. Pompiere volontario Reggio Ezio Platini. Onlus, di cui il presidente, mio fratello, è qui, dona questo pianoforte, originale Steinbach tedesco, rimesso in sesto, alla scuola secondaria, Istituto Comprensivo Verius di Oreggio, qui presente Facin Claudia preside, questo pianoforte, qui presente una mascherina, aspetta la mascherina. No? Non abbiamo la distanza. Abbiamo vaccino. Cancellala foto. Dopo la tolgo quella. Devo YouTube. Bravissima. Okay. Fatemi ringraziare a nome di tutti gli studenti della scuola. Io colgo l'occasione per ringraziare Matteo Frattini e l'associazione che ha aiutato la scuola già lo scorso anno per tutte le attività inerenti agli adattamenti degli edifici per consentire la riapertura, e ringrazio Simone per questo dono e niente, grazie all'amicizia che c'è da tantissimi anni, perché con Simone eravamo compagni di liceo e con Matteo si usciva da ragazzi quando ancora eravamo lì. In effetti cercavamo, anche tu ne avevo anch'io, ho ancora le foto di Novara. Cercavamo artisti a Novara, al liceo artistico e tutto, e poi sono venuto a scoprire che dopo la mia dipartita da questi luoghi, cioè dopo il 99, adesso abbiamo tre classi musicali alla secondaria Oreggio. Esatto, cioè dopo che ero già partito, quindi non lo sapevo. Adesso abbiamo trovato degli artisti in erba qui a Oreggio. Sì, ci sono. E sono anche di Pizzarro. Sì, ci sono anche ragazzi di Belizzano che hanno l'indirizzo musicale. Sponsorizziamo volentieri. Va bene, grazie a tutti. Prego. Poi... Francesca, Fannico, Leandro. Sì. C'è la busta qui per te. Prego. È la nostra pianista, quindi la ringraziamo volentieri. Alessio Mulinaro, trombettista. Questo era il mio asilo da bambino. Due professionisti della musica, contrariamente a me. E Veronica Miglio. Sì. Delle foto del video di stasera, del foto di stasera e di tutto il progetto. Abbiamo guardato il fondo, la locandina ce l'abbiamo, quindi abbiamo qui, come ho già detto prima, l'esposizione un po' in ombra e in penombra, la visitate subito dopo la conclusione musicale che arriva adesso. Giuseppe Verdi. La marcia trionfale della Ida suonano solo i professionisti adesso.
vedete qui l'esposizione, là ho qualche copia del libro per chi volesse il libro autografato, l'incasso eventuale verrà devoluto comunque all'associazione Pompieri Volontari Oleggio, senza dire. Ce lo fa.